scientifiche. Questo progetto è in corso, però per farvi vedere insomma un po' di informazioni raccolte. Questo un sito del genere permetterebbe, come dicevi, anche di avere delle informazioni sulla domanda potenziale, cioè qui lo rivolgete a chi è stato qua, però se ha una visibilità internazionale, vi dicevi anche Germania, Austria, eccetera, è possibile che comunque qualche utente compili anche un questionario su questo appunto simile. In effetti sta andando abbastanza bene la raccolta, anche perché abbiamo avuto cura di mettere tutte queste lingue e quindi poi vi racconterò, chissà, magari è una successiva BITAS. Torniamo invece alla nostra mappa concettuale. Volevo un attimo tornare indietro per finire il discorso sul ciclo di vita. Ripercorriamo a ritroso, speriamo che ci venga mal di mare, tutte le parti. Voi chiudete gli occhi per 2 secondi, 5 secondi. Sì. Eccoci qua. Vi voglio portare nella cucina di casa mia. Questa è una torta alle mele che ho cercato di fare la settimana scorsa, è uscita male, come si può vedere dal problema di cottura, però è un'ottima metafora della, soprattutto leggendo questa frase che mi sono segnato appena la torta è uscita male, ho detto eureka, ho trovato il concetto per la BITAS. È un'ottima metafora della questione per concludere il discorso sulla filiera e sul ciclo di vita e riprendere quello sui dati che stava affrontando Andrea. Il punto è che abbiamo spesso tanti ingredienti, però magari poi sbagliamo la ricetta, sbagliamo la cottura perché almeno su uno di questi ingredienti non siamo stati sufficientemente attenti. Io in particolare ho sbagliato le quantità di latte qua, per chi è appassionato di cucina, poi ci confrontiamo dopo. Però in Sardegna abbiamo molti ingredienti, cioè alcuni degli ingredienti che sono necessari per avere un prodotto sul turismo attivo particolarmente accattivante sono questi. Abbiamo dei luoghi meravigliosi e abbiamo anche, queste sono foto di foreste demaniali, sentieri che sono ciclovie, mountain bike e trekking, soprattutto come tipologia di fruizione. Vedete le frecce che vi facevo vedere prima, qua sono montate sullo sfondo cerperdaliana, insomma panorami meravigliosi. Questo è sicuramente un ingrediente e molto spesso ci sono contesti in cui questa condizione è verificata, cioè avere dei luoghi splendidi, una viabilità che può essere infrastrutturata, che è stata infrastrutturata come in questo caso. Nelle foreste demaniali c'è anche il personale che possa presidiare l'ultima fase del ciclo di vita, cioè la manutenzione, importantissima. Tipicamente passando nei sentieri escursionistici di una foresta demaniale non ci si perde e non ci si imbatte in percorsi dove il fondo è dissestato o c'è stata una frana mal gestita, eccetera. Quindi questo aspetto del ciclo di vita c'è. Eppure, ed è qui che volevo arrivare, manca l'ultima parte, quella che è recente, per cui nel modello di gestione del ciclo di vita del sentiero spesso ci si dimentica. Cioè io posso avere anche degli splendidi territori, posso avere degli splendidi percorsi, posso averli infrastrutturati e magari ne faccio anche la manutenzione, ma se non riesco a produrre contenuti multimediali, digitali, immagini, video, mappe navigabili, tracce GPS scaricabili, io non avrò la diffusione virale di questi contenuti sul web. E se non ho questo, i miei sentieri esistono solo per chi li conosce, e chi li conosce sarà una nicchia di fruitori. E la promozione, la diffusione dei contenuti turistici sarà estremamente più complicata e più costosa. Qual è quindi la conclusione? Qual è la ricetta giusta? La ricetta giusta, il trucco per cucinare bene la torta in questa nostra metafora è il web. Per arrivare al web bisogna aggiustare la filiera e predisporre ogni parte del ciclo di vita in modo che sia poi diciamo, possa convergere su un sito web. Parlerò più avanti, se volete, poi con approfondimenti
che arriveranno dalle vostre domande, di cosa intenda. Comunque, l'approccio Web 2.0, l'approccio che una volta che il dato è stato raccolto con dei sopralluoghi in campo, che poi generano dei database geografici, quindi il dato geografico, le informazioni sul tratto, sul punto di posa, sui punti di interesse, sulle bellezze naturali, deve costituire un'infrastruttura sulla base del quale, proprio in un'architettura a strati, possa essere realizzato un portale web che, come vi farò vedere in un esempio che secondo me è il non plus ultra del portale web messo a cappello di una filiera che raccoglie i dati nel modo giusto, i dati, dicevo, devono finire sul web, e se saranno fatti bene, se saranno organizzati bene, se saranno dati di qualità su un prodotto splendido, il web li farà salire a galla, come si dice in gergo, cioè i contenuti sui miei territori che io ho messo sul web nel modo giusto meriteranno un'attenzione e una diffusione virale che li farà diventare il primo o il secondo risultato di ricerca quando io ad esempio digiterò cicloturismo Sardegna oppure cicloturismo natura, parole chiave che qualunque turista, escursionista che vuole organizzare in un territorio che ha scelto la sua escursione, il suo viaggio, troverà sul web. È un discorso complicato da continuare in questo contesto, in questa partita a carte perderei troppo tempo, però tenete presente questi concetti. Alcuni li ha anche già citati Andrea e alcuni li ha citati Simone. Vi racconto solo a mo' di approfondimento come stiamo organizzando in Sardegna la raccolta, la filiera, nel senso che vi dicevo. Abbiamo individuato uno standard per la raccolta dei dati sul campo, quindi tipicamente il progettista del sentiero, del percorso escursionistico, esamina la cartografia, valuta le caratteristiche morfologiche del territorio, osserva le ortofoto, cioè le foto satellitari, e vede dove è più consono o dove è già presente un sentiero, conosce il territorio e sa che quello è un posto da valorizzare, e allora si predispone l'uscita armati di un dispositivo del genere che ormai costa pochissimo e che è un GPS, rileva i nostri punti e li georiferisce, li trasforma in coordinate. Il frutto dell'uscita del sopralluogo in campo è una traccia GPS che poi con un software che si chiama GIS, Sistema Informativo Geografico, aggiusta la traccia in modo che sia ben elaborata e pulita, diciamo. Quella traccia diventa il punto di partenza di tutti i dati che riguarderanno la rete escursionistica. La rete escursionistica sentieristica, nel senso generale che vi dicevo prima, si costruisce incrementalmente aggiungendo archi, quindi aggiungendo percorsi tra punti che io ho valutato essere punti di interesse, da cui il sentiero che da Perdaliana va ad esempio a Calaluna, piuttosto che il sentiero che da Bosa va ad Alghero e così via. Alcuni sentieri, alcune ciclovie sono piste stradali, quindi sono viabilità asfaltata, quindi già esistente, ed è solo necessario creare l'itinerario, quindi raccogliere immagini e informazioni sui tempi di percorrenza che devono diventare dati ben organizzati. In altri casi, specie nel trekking, nella mountain bike, nell'escursionismo sul sentiero, è necessario creare il percorso, l'itinerario. Una volta che questo ingrediente è presente, la cottura può andare bene, sicuramente, perché ho raccolto i dati e li ho assemblati in un unico catasto. Ricordatevi la parola catasto dei sentieri, che era anche presente nella legge regionale del Piemonte. È un argomento centrale. Non è possibile che una singola amministrazione o un soggetto privato pensi di investire dei soldi su un progetto editoriale che poi produce semplicemente delle cartine da distribuire o delle foto, delle immagini da pubblicare su un sito, scollegate dal contesto, dove il contesto è la rete regionale dei sentieri, cioè il mio sentiero ha valore se è connesso con i sentieri del territorio vicino, della provincia, della comunità montana vicina, dei territori adiacenti, in un contesto regionale.
Questo mi porterà poi a raccontarvi un altro aspetto che è esattamente quello del sistema informativo che vi farò vedere dopo. Adesso chiedo però a Simone di tirare una sua carta e di raccontarci